Bentrovati! Bentrovati. Bentrovati a questa 21esima edizione di Mille Voci. Siamo Quarta arrivati. puntata. Siamo al metà che bello. del nostro percorso. Abbiamo già avuto modo di avere tanti ospiti, tanti amici, quindi siamo molto contenti, sta andando molto bene e abbiamo avuto modo di fare tanti omaggi alla bella canzone italiana. Sì, certo. E anche oggi cominciamo con un bellissimo omaggio alla canzone napoletana. Mi accingo a fare quest'altro omaggio, un trittico di canzoni, anche queste di diversa natura se vogliamo. Passeremo da Guaglione a Era de Maggio a Luna Rossa. Cantate con noi, certo, Riccardo sì. Antonelli. Grazie. Stai sempre a puntata a mezza sta via. Non mangia più, non dorme più, che per condri. Quei piccoli che venerdì sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa? Corre in braccio a tua mamma, non facciamo piccoli. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, così guaglione che ti pisa in capo, va a giocare a pallone, che buona di sti lacrime, va te non mi fa ridere, corri in braccio a tua mamma, non facciamo picceri, dille tutta la verità, che mamma ti può capire. E dice core mi lontane vai, tu me lasci e contello, chissà quando tornerai, tornerai. Quando tornano l'irò, si sto giorno torna a maggio, pure a maggio si sto giorno torna a maggio, pure a maggio. E a Luna Rossa mi parli te, io le domande si aspetta a me, che mi risponde se io vuoi sapere, che non c'è sta nessuna, e chi amo non mi vede, ma tutta la gente che parli te, risponde tardi che vuoi sapere, che non c'è sta nessuna. Luna rossa, chi mi sarà sincera, luna rossa se ne chiuda la sera senza me vedere. Dica ancora che aspetta a me, farò
terra che sante vedere, ma non c'è sta nessuna, ma non c'è sta Grazie. Io sono la tua luna rossa, Oh, e per fantastico. stazza e per colore. Fantastico. Bellissimo. Allora, Riccardo Antonelli, grazie per questo inizio e continuiamo questa puntata con... Io non me lo ricordo, quindi dimmi Bravissimo, con l'amichetta mia. tu. Oh, è tutto Chi è dire. l'amichetta mia? Allora la vado a prendere. Bravissimo. Oh. Lorenza Bettarelli. Lorenza Bettarelli, ormai questa edizione è diventata la presentazione, è diventata l'amichetta mia, perché ci conosciamo da tantissimo tempo. Ma perché siamo anche amiche. E siamo amiche. Allora, Lorenza, tu sai cantare di tutto, canti le belle canzoni della musica leggera italiana, i riarrangiamenti, la tua vocalità si adatta a tutto. La canzone di questa puntata. Sotto il sole dell'Havana, un brano degli anni dell'80, era nell'album di Mina e io l'ho riarrangiato un po' latinoamericano, quindi... Ah, ecco, vedi, poco fa l'ho messo in andavo un di mio CD, tra adesso. l'altro. Ah, bene, Quindi quindi sta in Io pandan il penso tema. che sotto il sole dell'Havana sta proprio bene. Ci si Sì, sta sì, bene? sì, assolutamente sì. Lorenza Bettarelli. È la nave dei sogni miei, mi porto lontano, lontano da qui nel paese del cura samba, fra canti
Grazie. Bella, Grazie, ci bella, siamo bella, divertite, ballabile, Daphne. divertente. Complimenti Lorenza Grazie. Bettarelli. Prego. Grazie. Grazie. Bene, continuiamo questa puntata così scoppiettante con un amico che è tornato a trovarci, Mimmo Cavallo. Ah, però. Allora, ci stiamo organizzando, quindi questi sono dei campanacci, giusto? Si chiama... Oh, Madonna! Beh, deve essere al microfono, così lo raccontiamo anche a casa. Sono dei campanacci e questa è una maschera sarda dei Mamutones. Ti sta bene, guarda. Dai, anche fa pandan, devo dire anche. Sì, Mi sta bene con questo rosso colore. e nero. Ok, questa è una maschera e sei accompagnato anche... dai musicisti. Abbiamo Stefano Ripa alle percussioni, Benvenuto. Armando Serafini alla chitarra e Gianfranco Vozza percussioni e tammorra. Ho voluto portare un piccolo esempio di quello che accade quando facciamo i concerti dal vivo e quando affrontiamo il tema di Dioniso, del tarantismo, del tarantolismo in questo caso. Il pezzo si chiama Taranta d'Oriente e ogni tanto noi salentini sentiamo arrivare da Oriente questi reflussi, suoni. questi suoni, questi miti. Ci vorrebbe molto tempo per parlare di tarantismo, tarantolismo, eccetera. Però, insomma, Tu hai dato il tuo contributo. Sì, io cerco a questo... di ricontestualizzarlo, non faccio Adoma pizzicata, la taranta, ecco, non Ok, faccio non è la taranta classica. non è la No? taranta classica, ma si lega, infatti, non è tarantolismo che è un fenomeno medievale, ma si lega più al tarantismo, che invece Tarantismo. è una roba greca, le Quindi Menadi, ancora- Perfetto. Dioniso, Perfetto, appunto. perfetto. Bene. Quindi ci facciamo anche una facciamo un cultura piccolo- noi con Mimmo Cavallo, devo dire la verità. Bene. Sì. Diciamo perché che no? noi salentini ce l'abbiamo nel DNA questo, e che poi devo dire che anche non è un fenomeno solo salentino, perché in tutta la Sardegna, in centro Italia ci sono questi riti, questi ricordi. Forse nel Salento, che è una regione più emarginata, cioè ancora persistono. Calcola che mia madre da bambina giocava con gli astragali, i dadi con cui giocavano i greci, cioè certo. le ossa degli agnelli, Già, insomma, eh del già. capretto. Bene, quindi da una cultura antica, rimodernizzata, se possiamo dirlo, ricontestualizzata da Mimmo Cavallo, Taranta d'Oriente. C'è un vento che soffia da oriente, c'è un vento che soffia da oriente, nell'aria lontano si sente, laggiù all'orizzonte. C'è un mare di Atlante di fronte, c'è un mare di Atlante di fronte. Qui all'ombra ogni cosa riposa, ogni cosa mi parla di te. Ragno, 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 come ti conte, come ti canto. Ragno, 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 come ti voglio, come ti ballo. Ragno, 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 come ti caccio, come ti pegno. Ragno, ragno, ragno. Taranta d'Oriente, stanotte si sente il ragno danzante, canta, canta. Oi Taranta, oi Taranta, oi Taranta. È il germoglio di grano della terra ateniese, figlio amante di Venere, l'amore lo prese. Era dio dell'amore, era contro ogni guerra, e dopo ucciso risorse da terra. Casa araba di vicoli e pietre, terra fatta di pianto e di chiese abbrunite. Processioni del santo flagellato dal sole, ogni ritmo, ogni canto mi ricorda. Cristo è nato dove è morto Anone, Cristo è nato dove è morto Anone, padre della nostra religione.
appare, spargi semi di miglio e lontano il periglio e il demonio l'inferno gira gira gli intorno con il volto di Gianno gli spergiura e lontano casa araba araba, la casa del pane all'ombra di un bosco così sacro da noi, aria mia levantina delle fate dei conti e di 100 tammorre e tarante. Oh santo santo Paolo Salvatore, togli via il veleno da ogni cuore. Cristo è nato dove è morto Adone, padre della nostra religione. Spiritello venuto mattina che appare la ora la notte ogni notte, scinna pascia ogni cantina per dispetto mi buchi la botte. Munacello vado munacello con la punta del coltello, tindall'olio mollo un guacchio, scappa da me scappa tutto malocchio. Santo Paolo Salvatore, che togli via il veleno da ogni cuore. Santo Santo Paolo Salvatore, niente stanotte si sente il ragno danzante, canta canta, oi taranta. E se nasce a Natale lo scenaro ti appare, spargi semi di miglio e lontana il periglio e il demonio l'inferno gira gira intorno con il volto di Gianni mi spargiura lontano. Ragno ragno come ti coppia come ti canto, ragno 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 come ti coppia come ti ballo. Ragno, ragno, come ti voglio e come ti canto. Ragno, 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 come ti tegno e come ti ballo. Ragno, 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 come ti voglio e come ti canto. Ragno, 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 come ti voglio e come ti canto. Ragno, 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 come ti tegno e come ti canto. Ragno! Bellissimo, bello, coinvolgente. Grazie. Che atmosfera Grazie. che siete riusciti a creare, veramente stupendo. Splendida atmosfera. Taranta d'Oriente, Mimmo Cavallo, grazie. E grazie anche a voi per questo momento anche musicale importante, grazie. Adesso, mentre ci organizziamo qui per liberare lo studio, io presento la prossima cantante, che è una cantante affezionata a Mille Voci, è stata compagna di viaggio nel corso di tutte le puntate di questa, e lo sarà nel corso di tutte le puntate di questa edizione, che è Kathy Varnà. Allora, Kathy, siamo a metà del nostro percorso, ancora un po' ne abbiamo da fare. Abbiamo ascoltato alcune tue interpretazioni in francese, anche oggi. Il brano è un brano scritto da te e da Patrice, e come tutti quelli che ci seguono sanno, io sono attrezzatissima perché Patrice mi fa il riassunto della canzone. E meno male. Bravissimo, vedo che hai capito. Allora, la canzone di oggi si intitola Mon cœur e poi? A souffert. A souffert, che a naso sì, significa comunque il mio cuore ha sofferto, questo l'avevo un po', il mio cuore soffre. Soffriva? Soffriva. Allora, con amore non corrisposto, abbandono il mio futuro al vento, mi abbandono al tempo senza ricordi. Sono un fantasma alla ricerca del Santo Graal. Sono una donna condannata, un corpo senza anticorpi. Sono una donna che si condanna. Una canzone impegnativa, con veramente un cuore sofferente di una donna sofferente. Una canzone poetica cantata dalla nostra amica Kathy Varnà.
l'amour pour seul décor. Avec l'amour, l'amour à mort. Je suis un corps sans anticorps. Je livre au vent mon avenir, me livre au temps sans souvenir. Je suis femme que l'on condamne. Et combien mon cœur a souffert des nuits d'orage, des éclairs solitaires, des cœurs des hommes où Dieu dort mal, fantôme à la recherche du Graal. Avec l'amour, vie sans report. Avec l'amour, au premier abord. Je suis un corps sans garde du corps. Je livre un long de mon navire, me livre au monde qui m'attire. Je suis femme qui se donne. Et combien mon cœur a souffert des nuits d'orage, des éclairs solitaires, des cœurs des hommes où Dieu dort mal, fantôme à la recherche du Graal. Avec l'amour pour seul décor. Avec l'amour, l'amour à mort. Je suis un corps sans anticorps. Et combien mon cœur a souffert des nuits d'orage et des éclairs solitaires, des cœurs des hommes où Dieu dort mal, fantôme à la recherche du Graal. Bravissima! La tua voce si adatta tantissimo all'interpretazione delle tue canzoni, veramente si sentiva il cuore sofferente. Brava Cati Varnà, grazie. Grazie Cati, grazie. No, prendo il microfono di Cati. Sì? Indovina perché? E quindi? Perché Allora, c'è il jingle quest'anno, sì, ormai allora, lo avete capito, sì, no? allora, Com'è? a un certo punto io chiederò a chi tocca e voi dovete fare il verso a me. A chi tocca? Ok, vai. Allora, a chi tocca? A chi tocca? Non è venuto bene, No, però, vabbè, però ci accontentiamo. Dici? Senti, Turco, vuoi intervenire tu? Perché qui non sono abbastanza... Capito? Anche il turco mi ha abbandonato. Sì. A chi tocca? Ecco, con così, capite? Ecco, con proprio, questa ecco. intensità. Quindi, Ecco, quindi tocca a me. Ormai questa è diventata una favoletta di questa edizione di Mille Voci. ma rimaniamo in Francia. Oh, rimaniamo in Francia perché io mi sono presa d'invidia, perché dico sempre che non so parlare francese, che è vero, non lo capisco, e anche questo è vero, quindi per riuscire a cantare questa canzone ho dovuto prendere ripetizioni di francese. Certo, cioè vabbè, proprio succede, lezioni sì, dovrei ok, dire, sì. perché cioè dal zero. Però visto che Cati è ospite di tutte le puntate di Mille Voci, dico facciamo, anch'io Anche voglio un omaggio, mettermi alla certo, prova. è Sì. chiaro, benissimo. È una canzone poi, diciamo che è storica della canzone francese, Sì. quindi Edith Piaf e la sua La Vie en Rose. Daphne Barilari. Grazie.
qui font baisser les miennes, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, le grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Andava bene, promossa. Cattiva promossa. Ma complimenti, hai fatto addirittura tutte e due le strofe. C'è chi nemmeno la prima fa. No, io ho Complimenti. studiato tanto. Complimenti alla tua insegnante, allora. Grazie. E E complimenti a te. adesso? Allora, adesso è la volta di Nunzio Milo. Ecco un altro amico di questa edizione di Mille Voci, presenza costante in tutte le nostre puntate. Nunzio, tu fai omaggi alla canzone, alla bella canzone italiana, ma anche spesso alla canzone napoletana, mentre oggi c'è proprio invece la scelta di fare un omaggio a una canzone bellissima del panorama della musica leggera italiana. Complimenti, perché insomma è una bella prova. Riccardo anche lo sa, perché poi fa parte anche del nostro repertorio. Insomma è una canzone impegnativa e difficile. Ascoltiamo. Sì, no, volevo soltanto chiedere una cosa, che hai bisogno di qualcosa per uno le scatellino, ecco, se fosse possibile, no, visto che ci ho preso ci ha preso gusto. Ok. Voi che ci seguite ormai avete capito che il nostro Riccardo in questa edizione di Mille Voci si presta a fare un po' di tutto, quindi adesso ci hanno preso pure la mano gli amici qui, che dico: Riccardo, non è che mi porteresti e l'asta e la
Riccardo, che è duttile e versatile e molto simpatico soprattutto, si presta ringrazio. a questo nostro gioco quest'anno. Quindi seduto con questa interpretazione intensa di una canzone bellissima che è La voce del silenzio. Nunzio Milo. Volevo stare un po' da solo per pensare, e tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai, e che io tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca dal mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, sì, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. È quello che mi manca dal mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ma ci son cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, sì, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Grazie, grazie, grazie. È una canzone molto molto impegnativa. Io vi ringrazio. Nunzio Milo, Grazie, mille voci, grazie, grazie. No, guarda, io Così. adesso lo metto qui perché Sì. attendiamo tante volte servizi ancora. Ah, non si sa mai, faccio, perfetto. capito? Ecco, allora. Ormai sei diventato bravissimo anche come allora, tecnico vedi, di studio. ma appoggio vedi? pure, quindi aspettiamo. Allora, il prossimo amico, Daniele Si Nasce. Bello lui, bello Daniele, ben trovato. Fammi togliere subito questa Ti cosa. serve Ti serve lo sgabello? No, io ho bisogno di 1 milione di euro. Non so se là dietro c'hai qualche altra cosa. Non l'ho portato dietro. Vabbè, domani Niente, non va c'è bene, problema. ok. La prossima Ci puntata. organizziamo per le prossime puntate allora. Tu fai Manco un basta milione dire a per dare, Riccardo, Riccardo. niente, ma ti rendi conto? Allora, Daniele, Ecco. grandi omaggi alle grandi canzoni di Renato Zero e quindi anche in questa puntata una bellissima canzone che tu sai reinterpretare e riadattare alla tua vocalità.
Guarda, questa è una versione particolare, una versione sinfonica quasi, con un'orchestra sinfonica. Devo dire che questo carrozzone è conosciuto in tutto il mondo. Quando abbiamo fatto tournée in Canada, Stati Uniti, nel Brasile, questa canzone era particolarmente amata, anche perché fuori dall'Italia c'è un'altra Italia che fa grande l'Italia stessa, e siccome tante persone negli anni 70-80 sono andate via dall'Italia, ovviamente hanno portato con loro questa eredità della musica nostra di quegli anni là. Siccome il carrozzone è del 79, è una delle canzoni più famose all'estero di Renato Zero. Con l'occasione voglio ricordare, intanto salutiamo tutti coloro che seguono Mille Voci all'estero, perché Mille Voci viene, avendo il canale YouTube, quindi vi ricordo, trovate sul canale YouTube di Mille Voci tutte le puntate di Mille Voci, le esibizioni dei singoli artisti, trovate Mille Voci Storiche, un insieme del meglio di questi 21 anni di Mille Voci, ma appunto avendo questo canale YouTube dove ci sono tantissimi iscritti da tutto il mondo che ogni tanto anche commentano sotto, fanno dei commenti sotto i video per rinforzare un po', no? questa bella iniziativa di Gianni Turco, che è continuare a trasmettere la musica italiana, quella bella musica italiana di quegli anni, in tutto il mondo. È una missione. Sapete quanti telespettatori su YouTube abbiamo? Vai Gianni. Gli iscritti sono 140.000. I telespettatori 100 milioni. Questa è gioia. Quindi se ancora non lo avete fatto, voi che ci seguite da casa e avete la possibilità, seguiteci anche sul canale YouTube di Mille Voci. Scusate, ho colto l'occasione, visto che hai parlato degli italiani all'estero. È giusto fare pubblicità. Perfetto, quindi Daniele Si Nasce. Il carrozzone. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi una alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca volontà, il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. Bella la vita, dicevi tu, è un po' mignotta e va con tutti, sì però, proprio sul meglio t'ha detto no. E il carrozzone
riprende la via, facce truccate di malinconia, tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non è età, i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte e la paura era allegria. Bella la vita, dicevi tu, e t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re. Il carrozzone va di porta in porta, di cuore in cuore, di stagione in stagione. Il carrozzone va avanti da sé, nanai, nanai, nanai. Grazie, grazie, Grazie a te. Grazie a te, Daniele. grazie Daniele per essere con noi in questa 21ª edizione di Mille Voci. Grazie a voi Grazie. per poter ancora portare in giro per il mondo la nostra meravigliosa musica. Grazie Gianni. Grazie Daniele. Grazie Daniele. Allora Riccardo, vi diciamo quello che sta succedendo, perché poi alla fin fine qui siamo in famiglia, qui in studio, ma anche con le persone che sono a casa. Ci stavamo organizzando perché organizzare Mille Voci insomma è abbastanza impegnativo, Sì. difficile, ci sono tante persone da mettere d'accordo, a volte capita che ci sia qualcuno che dà la propria disponibilità per partecipare e poi capita all'improvviso che ci siano degli impedimenti di salute o di lavoro per cui non possono essere qui con noi in puntata, e oggi è una di quelle giornate, non so come dire, quindi ci Ok. dobbiamo organizzare. Sì. Nell'organizzarci ovviamente noi giochiamo in casa, quindi ci organizziamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo. cantiamo e ce la suoniamo, quindi Certamente. adesso noi vi riproponiamo le nostre performance, diciamo così, perché tra l'altro poi sto organizzando anche una chicca per il finale di puntata, perché anche qui, poi ve lo spiegherò, per mettere insieme tanta gente ci vuole un po' di tempo, ma sono riuscita a organizzare una cosetta bene. carina che ti farò vedere. Fai tutto tu, io vengo mi dietro. tu però adesso adeguo. devi cantare perché Sì. io ho bisogno di tempo per Va organizzare bene. questa cosa. Perfetto. Quindi che cosa ci puoi cantare? 3 minuti e mezzo. su. Una cosetta, sì, no, cioè non tutta. 3 minuti e mezzo. Concerto d'amore. Riccardo Antonelli. Grazie. Guarda le rondini volano via, è l'alba e canta il mare, canta la sua canzone a chi si vuole bene. Tutta la notte ho ballato con te come se fossi già mia, mi puoi capire, devi sapere che voglio amarti così. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me, il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà, allora
d'amore per te inventerei la luna, ma quando il cielo è chiuso mi basta il tuo sorriso. Stringimi forte, più forte che puoi, se questo è quello che vuoi. La nostra strada, male che vada, a casa ci porterà. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Sei tu per me, il concerto che nasce da un fiore, anche quando la pioggia cadrà. Allora vieni con me, ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, Vieni se vuoi, c'è una strada per noi dove il cielo non cambia colore. Vieni con me, vieni andiamo incontro all'amore. Vieni con me, ogni giorno per te, ogni giorno per me, sarà solo un concerto d'amore. Arrivo di corsa perché sono Sì. stata in regia dal turco mentre tu cantavi. Fantastico. Cosa per succede? cercare di organizzarci. Allora, abbiamo bisogno ancora di qualche minutino per organizzare la sorpresa che chiude questa puntata. E quindi sono andata dal turco e il turco ha detto: va bene, allora canti anche tu un'altra canzone. Grazie. E l'ha scelta lui, ovviamente. E cosa avete scelto? Allora, quindi? Perché io a aveva questo nel punto mio non lo so. repertorio, decide lui, Sì. perché questo è, sappiatelo, decide il turco, che è una canzone che a lui piace moltissimo, che perché insomma gli piace l'autore di questa canzone ed è affezionato a questa canzone, che è una canzone di Mimmo Modugno. E quindi abbiamo questo spazio in modo che nel frattempo si organizza la sorpresa. Se tu Fantastico. vuoi andare a capire qual è la sorpresa, Adesso devi andare faccio il capito, giro fai il dello giro studio e vado. e ti renderai conto di che cosa siamo Certamente riusciti a sì. organizzare. E poi Benissimo. dopo questo vediamo la chiusura di puntata. Allora, a te il passaggio del microfono, testimone. la canzone che ci canti? Meraviglioso! Meraviglioso! è vero, credetemi è accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso? Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso.
dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. Nai, nai, na, 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 na. Nai, nai, na, 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 na. Meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Grazie, grazie. Meravigliosa. Grazie. Riccardo, però ti devo svelare una chicca. Io adesso non so se voi lo avete notato e se il turco riuscisse a farlo vedere, ma durante la canzone, io vi dico sempre, il turco prepara dei video Sì, bellissimi, è che vero, poi dico verissimo. sempre deve mettere su YouTube, perché ci sono sempre delle immagini molto adatte alla canzone, no, che viene cantata. A un certo punto la canzone dice il viso di un bambino e il turco ha messo il bimbo, l'avete visto, no? Ha messo l'immagine di un bimbo nel video. E indovina chi è il bimbo? Non ho idea. Il turco! Ah, il turco stesso. Si è messo la foto nel video di quando lui era piccolo. Io adesso, questa è stata proprio una chicca, adesso mi sono accorta che mentre mandava il video si vedeva la foto del turco da neonato. Ecco, vabbè, questo Quindi, per... quando era piccolo, nel La- 1919, una cosa del genere. Questi insomma, sono dai. affari tuoi adesso. Lo so. Ma Bene, lo sa che appunto. gioco. Allora, diamo Senti. tempo al turco di riprenderti. Ecco, sì, appunto. Diamo la linea al turco. L'ha messa, eccola! Ah, vedi. Vedi, quello è Gianni Turco da piccolo, quindi lui si è fatto il video e ha messo... Ecco. Lo sai cosa stava dicendo? Che state facendo? Ecco, infatti, vedi? Bene, allora diamo la linea al turco grande adesso, che ci Perché serve noi un momentino. dobbiamo preparare la sorpresa. La sorpresa. Perché nel frattempo io sono andato a vedere. Hai visto? È carino, no? Fantastica. Non ci lasciate, rimanete lì proprio un secondo, ci prepariamo e torniamo da voi. Linea al turco. Bentornati in studio ed ecco la nostra sorpresa. Sorpresona, direi. Proprio sorpresona. adorati siamo. Ma guarda che adorati bella proprio. sorpresa con Irina Rozzarena e le sue Sister Hearts. Sì, sì. Quindi- Sono felicissima di essere di nuovo in questo bellissimo programma perché ci dà la possibilità di raccontare chi siamo. Sì, tu hai questo bellissimo coro, vi abbiamo già avuto ospiti in altre edizioni di Mille Voci, tutte donne, Tutte donne. tutte donne, tutte donne. Questa volta C'è abbiamo una guest un'eccezione. star, Sì, c'è un'eccezione. Ci abbiamo un'eccezione. Allora diamo il benvenuto a Paolo. Sì, Paolo Anselmi che ci lieterà raccontando una bellissima canzone di Elvis Presley, perché noi abbiamo fatto uno spettacolo che si chiama Per un minuto di rumore, è il 30 marzo, dove abbiamo raccontato non solo la donna che è maltrattata, sino anche la donna che sa amare, e abbiamo raccontato anche noi mamme come possiamo contribuire perché i nostri ragazzi crescano con la possibilità di accettare il no, di accettare anche il dolore. Sì, una donna non lo vuole, di accettarlo. Quindi tu ti sei assunta la responsabilità di educare questo giovanotto che è il tuo figliolo. Assolutamente. Bene, quindi Paolo, benvenuto qui a Mille Voci. Loro cantano Can't Help Falling in Love. Sì. Irina Rozzarena e le Sister Hearts. Grazie. E grazie!
siamo riusciti ad organizzare questo bel finale di puntata, poi però ci dobbiamo vedere se riusciamo a rimetterci tutti quanti insieme per avervi di nuovo ospiti in un'altra delle puntate di Mille Voci, perché ci siamo riusciti con fatica, ma ce l'abbiamo fatta e ne è valsa la pena. Bravissimi. Grazie. Bene, rimanete con noi, se fate un passetto indietro io invito qui Cati Varnà, Nunzio Milo, Daniele ragazzi, Sinasce, venite pure Mimmo qui. Cavallo e Lorenza Bettarelli, che sono stati ospiti con noi in questa quarta puntata di questa 21esima edizione di Mille Voci. Gianni Turco, sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Alla prossima puntata!